L'inaugurazione di oggi è un'inaugurazione importante perché segna come investire sul territorio, investire su un bene prezioso come l'acqua, assicurarla a tutti i territori sia fondamentale. A Sossano è stato inaugurato ufficialmente un nuovo acquedotto, servirà 8.000 utenti nei comuni di Sossano, Campiglia e Agugliaro, a cui verrà fornita acqua a zero FAS. Il Veneto è stata la prima regione in Italia a fissare a zero il limite degli inquinanti, un riferimento anche per l'Europa. In questi comuni sarà però fornita acqua a zero FAS senza ricorrere ai filtri a carbone, un trattamento più costoso ma necessario, ora sostituito con l'approvvigionamento idrico prelevando l'acqua dal campo Pozzi del Morachino a nord di Vicenza. Con questa opera si va a stabilizzare sia dal punto di vista della qualità ma anche dal punto di vista economico questa fornitura nei 3 paesi interessati. Partire da un'idea di cantiere e passare alla progettazione, alla realizzazione e praticamente al collaudo, perché l'impianto è già funzionante in sole 3 anni, è un evento che è più unico che raro. È un'opera importante perché nella sua realizzazione ha tenuto conto di un sedime, il sedime dello Stiglia, che quindi recuperato e predisposto per quello che sarà il proseguimento della mobilità sostenibile dello Stiglia ciclabile. È una grandissima opera strategica. Sulla parte superficiale dei 7 km di nuove condutture, infatti, si è deciso di ricavare anche un tratto del tracciato ciclabile di interesse regionale Green Tour. Al di sotto nuove tubazioni in ghisa rivestite di uno speciale isolante. 4.200.000 l'importo complessivo dell'opera. Noi sindaci siamo veramente contenti insomma, di questo importante investimento. 90 Vicentina ne beneficerà indirettamente perché comunque la condotta di Sossano poi porterà un aumento anche della pressione verso le nostre condotte, quindi anche lì insomma, andiamo insomma, in qualche modo a migliorare la qualità del servizio. I problemi ci sono, però la politica diciamo, ha reagito in maniera tempestiva qui in Veneto, soprattutto qui nell'area berica, e nel giro di poco tempo è stato fatto un nuovo acquedotto per permettere a tutti di bere sano.